Maestro Marchi, una mostra che arriva dopo 2 anni di attesa. Intanto che cosa significa per lei questa giornata e il visitatore che cosa può vedere in questa sua mostra? Questa mostra qui è nata qualche anno fa, veramente, e finalmente sono riuscito a terminarla. Una mostra che è durata quasi 3 anni, diciamo 3 edizioni, però ho visto che aspettando tante volte magari si ottiene il massimo e io penso di aver portato una buona qualità in mostra, ecco. Spero, ne abbiamo lasciati in studio parecchi di molto belli, però si doveva avere almeno il doppio dello spazio, perciò non è possibile, e comunque questa rappresenta un po' il mio lavoro di 50 anni di pittura, insomma. Questa è una piccola selezione, però rappresenta bene il mio lavoro di tutti questi anni, insomma. La pittura en plein air è una pittura diciamo soprattutto fresca, genuina e veloce. È un'impressione, diciamo l'en plein air si fa quando si fa si fa una mostra impressionista, si coglie l'attimo del paesaggio che si ha attorno, si cerca di, come si può dire, di fissarlo nel minor tempo possibile, anche perché le luci possono cambiare, il sole, la temperatura, il momento deve essere immediato, veloce. L'impressione è cogliere la luce, cogliere il momento che si sta vivendo quando si fa il quadro. Naturalmente avendo a disposizione la natura che ci offre tutto il possibile. Abbiamo visto che tra i suoi quadri ha immortalato tanti scorci e angoli del territorio locale, quindi Revine Lago, Rolle, San Pietro di Feletto, solo per citarne alcuni. Qual è magari il dipinto o comunque il territorio che gli è rimasto di più nel cuore e che ha avuto insomma gioia nell'immortalare? Ma i dipinti, non ci sono dipinti che superano un altro dipinto, sono tutti momenti, no? Che fanno parte del mio lavoro, perciò non è che abbia scelto, diciamo, un dipinto che sia migliore dell'altro, sono tutti dipinti che tutti sullo stesso piano, non è che dopo ci sarà quello più bello, quello meno bello, quello più fresco, meno fresco, però sono tutti quanti diciamo dipinti fatti con la stessa come si può dire, con la stessa voglia di impressionare.